La giornata di oggi presenterà inizialmente uno stato dell'arte del settore del turismo all'aria aperta in Veneto e in particolare nella zona del Delta del Po, con un occhio particolare alla zona di Chioggia e Sottomarina, ma anche con un riguardo a quello che è la parte dei lidi ferraresi. Ci sarà poi uno sviluppo molto attento su quello che è lo sviluppo anche da un punto di vista ambientale del parco del Delta del Po, in cui ci sarà anche il contributo dei nostri colleghi dell'Emilia Romagna in cooperazione con la presenza della Regione Veneto. Contemporaneamente verremo anche a presentare quelli che sono i nostri lavori sulla filiera del lavoro, un elemento molto importante perché questo delle risorse umane è per noi un elemento fondamentale di sviluppo e di crescita nei prossimi anni. Sicuramente i tempi incerti che stiamo vivendo stanno determinando uno spostamento di quelle che sono le normali abitudini di turismo sia del mercato interno che del mercato estero, e questo in questo momento premia le destinazioni in cui si può arrivare con la propria autovettura, ma nello stesso tempo viene anche a premiare quelle destinazioni che offrono quella tranquillità, quella sicurezza che da sempre contraddistinguono il settore open air. E quindi anche noi, vivendo questa incertezza, perché comunque da un punto di vista di quello che è il clima è difficile parlare di turismo e di vacanze, e nello stesso tempo viviamo tutti l'incertezza relativamente alla dinamica dei costi delle materie prime, cogliamo con piacere comunque questi numeri che testimoniano che comunque come destinazione di prossimità il turismo open air è comunque una meta apprezzata e riconosciuta dai nostri ospiti. Il settore open air nel Delta del Po è un settore importante, non così come siamo nell'Alto Adriatico, però sta vivendo una fase di importante crescita e sviluppo, e noi siamo convinti che eventi come quelli di oggi possano aiutare gli operatori ad avere una maggiore consapevolezza nel processo di crescita e di sviluppo, che è un elemento fondamentale per aumentare il livello di qualità e di attrattività di queste bellissime destinazioni e delle strutture che sono in esse insediate. In quest'area in modo particolare i dati di oggi al momento testimoniano una crescita molto più significativa, proprio perché l'elemento del turismo di prossimità in queste aree è molto più dominante, e questo quindi a testimonianza di come questo territorio abbia in questo momento un'opportunità di consolidare questo processo di sviluppo e di crescita che negli ultimi anni comunque lo ha visto protagonista.